Stasera inizia ufficialmente la seconda parte di Mantova Musica con il programma di Eterotopie dedicato ai linguaggi contemporanei. Il programma poi di Mantova Musica si sviluppa tutta estate fino a dicembre, e invece per quanto riguarda Eterotopie sono 4 eventi. Il primo stasera appunto dedicato al centenario di Luciano Berio e Katy Berberian, e il 6 settembre in collaborazione col Festival Letteratura uno spettacolo dedicato alla cultura della Groenlandia, un tema molto attuale. Poi ci sposteremo al Tempio di San Sebastiano con un concerto per violino solo in cui dialogano musica contemporanea e musica antica, per finire poi alla Basilica di Santa Barbara con un concerto dedicato a Monteverdi, declinato però con compositori contemporanei. Un omaggio, 13 lettere si chiamano a Monteverdi. Stasera abbiamo occasione di festeggiare il 100° anniversario della nascita di Luciano Berio, che è stato uno dei grandi compositori italiani e internazionali, e presenteremo due lavori che in qualche modo hanno un'attinenza con il palinsesto culturale di Palazzo Te, tra cui appunto Naturale, che è un brano concepito per strumentisti e danza, un brano che presenta un dialogo tra cultura popolare siciliana e interpretazione musicale contemporanea. Poi all'interno invece della Sala dei Cavalli verranno eseguiti i celebri folk songs, una reinterpretazione di canzoni popolari, una delle cose più celebri, uno dei lavori più celebri di Luciano Berio. Questa sera ho il piacere di cantare insieme all'ensemble Icarus vs Musac una meravigliosa raccolta di Luciano Berio, folk songs, scritta proprio per la voce di Katy Berberian, e oggi cade proprio il 4 luglio 1925, era nata Katy Berberian, oggi è il centenario, festeggiamo quindi il suo compleanno insieme al centenario di Luciano Berio. Questi folk songs raccolgono dei canti di varie origini nel mondo, e alcuni sono stati proprio composti sulla tradizione popolare dallo stesso Luciano Berio, adattati per la voce camaleontica e magnifica di Katy Berberian. A completare il programma un'esibizione di Corrado Royaz, che presenterà a Mantova alcune composizioni di un compositore ostigliese, Don Greggiati, che alla metà dell'Ottocento ha concepito questa armonica a mantice, per la quale ha scritto un metodo e che comprende tra l'altro alcune diverse composizioni musicali, quindi un programma che ha un progetto che ha attinenza anche con la riscoperta del repertorio popolare pensato da Luciano Berio.